Liti per l'abbaiare del cane o per il posizionamento di una fioriera sarebbero questi i motivi che avrebbero spinto Moreno Violetto, 45enne di Fontaniva, operaio incensurato, a uccidere con un'arma da sparo e proiettili di fabbricazione artigianale Fatos Cenay, suo vicino di casa. 58 anni, l'ex guardia carceraria albanese era stata colpita alla testa l'8 giugno, una domenica mattina, mentre andava al lavoro nel maneggio vicino a casa con una bici a 3 ruote. Trovato da alcuni guardiapesca, Fatos Cenay sarebbe morto pochi giorni dopo. Un omicidio inspiegabile, una sospetta esecuzione che, grazie al lavoro di indagine certosino condotto dai carabinieri del reparto operativo di Padova e della compagnia di Cittadella, adesso ha un presunto colpevole. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, infatti, avevano restituito i fotogrammi di un ciclista particolare, un uomo in mountain bike con occhiali da sole, casco e maschera respiratore che percorreva lo stesso tragitto di Fatos Cenay. L'intuizione durante le indagini è stata sicuramente risolutiva, poi corroborata da tutti gli altri accertamenti, abbiamo visto anche di natura balistica, merceologica e chimica da parte del RIS. Il travestimento molto particolare, poi in quella giornata di giugno, l'8 giugno, in cui il clima era abbastanza mite, ci ha portato a fare verifiche proprio sulla particolare tipologia di travisamento, quindi questa maschera respiratore, questi manicotti con tatuaggi. Cercando di ricostruire la possibile catena di acquisto del materiale, i carabinieri sono riusciti a risalire al compratore che su un noto sito online aveva acquistato il materiale, il colore per camuffare la bici, manicotti per le braccia con disegni che riproducevano finti tatuaggi, ma anche materiale per costruire parti di armi da fuoco e ogive in modo artigianale. Nella capannone dell'uomo, rivelatosi il vicino di casa di Fatos Cenay, con cui i rapporti erano tesi, a luglio i carabinieri hanno eseguito una perquisizione. Grazie ai riscontri dei RIS di Parma, la polvere da sparo trovata sulla bici del killer e su quella del corpo della vittima sono risultate le stesse. Nel cellulare anche un video tutorial per costruire armi artigianali, elementi che hanno condotto il giudice per le indagini preliminari a mettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 45enne. Sicuramente un atto di giustizia e l'impegno di tutti è stato proprio per arrivare a scoprire la verità.